Il dottor Madeschi oggi ospite con il dottor Marrone per raccontarci della sperimentazione in Spagna delle nuove tecnologie mirate alla cura dell'ulcera. Vediamo il servizio. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Videosound che parla dei problemi della salute, specialmente nella zona, ma non solo della nostra zona. Oggi infatti è arrivato fresco lunedì da Santa Cruz di Tenerife il dottor Lucio Marrone, che è quello che ci sta seguendo, che sta seguendo tutta l'attività riguardante la Camera Normobarica a Santa Cruz. Ecco, dottor Marrone, allora bentornato intanto. Grazie. Come va diciamo, questa sperimentazione all'università? Che cosa vede? Dunque, la sperimentazione all'università va molto bene. Abbiamo terminato la parte di informazione e di formazione degli infermieri dell'università che seguiranno tutti i pazienti. Sarà strutturata su un centinaio di pazienti. Sono 3 ASL che seguono direttamente la cura. Ci sarà poi la parte di immagini, la parte fotografica, la parte di accettazione da parte del paziente, e chiaramente poi la parte statistica verrà curata direttamente dall'università, che farà, trarrà le conclusioni e vedrà un attimino come, con che contundenza lavora la macchina. Ecco, ho visto, perché mi ha mandato qualche foto che poi abbiamo pubblicato, anche i pazienti che stanno subendo questa terapia. Che impressione ha? I pazienti lì hanno posto qualche problema, la gradiscono, si sono lamentati? No, assolutamente. Oddio, essendoci poche macchine, perché non abbiamo certo 3 macchine a disposizione, l'unico piccolo problema e inconveniente è il fatto di dover andare tutti i giorni o dare disponibilità per più volte a settimana ad accudire al centro che li cura. Però per il resto sono sicuramente, è assolutamente indolore, è assolutamente gradevole, passano dai 20 ai 45 minuti sdraiati, e quindi possono fare anche altre attività tipo leggere, guardare la televisione. Comunque sono seguiti, assolutamente contenti. Sono contenti. Quindi lei sta vedendo che il lavoro sta procedendo assolutamente bene, sì. Ecco, e da un punto di vista dei medici, ecco, come ha visto che è stata accettata questa terapia? Vedo che non c'è nessun tipo di opposizione dal punto di vista dei medici, dei chirurgi e soprattutto del personale sanitario, perché è assolutamente semplice, si possono fare più cose alla volta, nel senso che una volta che il paziente ha messo l'estremità dentro la macchina, non hanno più preoccupazioni, non c'è più nessuna preoccupazione, possono svolgere altre attività parallelamente. Il timer provvede ad avvisare opportunamente chi sta seguendo la macchina quando finisce la terapia, e quindi insomma è bene, perché c'è meno lavoro, più accettazione da parte del paziente, e effettivamente i risultati poi li misureremo con la sperimentazione. Ecco, però adesso diciamo i risultati finora, io ho visto le immagini che ha mandato, mi pare che i risultati, possiamo dirli, sono già soddisfacenti, sono soddisfacenti e sono graditi. Bene, io direi di approfittare, magari la settimana prossima lo abbiamo ancora ospite prima che riparta, per chiedere un po' la differenza della sanità. Ecco, con questo ci salutiamo e ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci.